state provate in diversi corsi e sono quelli sicuramente con più partecipanti. Abbiamo fatto questa scelta questa mattina, se vi ricordate nella mail ci sono uditori e partecipanti, perché il corso con Nicoletta prevede un numero chiuso di 25 partecipanti che devono poi rapportarsi anche con la videocamera. Ci dispiaceva tenere il numero chiuso perché non abbiamo la certezza che entro l'anno ne riusciamo a fare un altro, per cui abbiamo deciso di avere tutti a disposizione. Poi se qualcuno non ha più la voglia di farsi riprendere cederà il posto all'uditore. Vi do i nomi dei primi 25 che hanno diritto, per così dire, a farsi riprendere. Okay. E cedo la parola. Io ringrazio il Collegio di Padova per l'ospitalità, Veletta perché mi ha aiutato nell'organizzazione e Nicoletta adesso comincia il corso. Grazie. Fare dalla vostra parte e mi fu chiesto a fine di un corso di dare un mio commento. Eravamo in 38 partecipanti. Secondo voi l'unica persona che non ha avuto il coraggio di uscire a dare la sua, chi è stata? La sottoscritta, quindi si può migliorare, vi assicuro, perché ho detto l'unico modo per affrontare una paura è viverla, perché se no stai al posto e tu stai lì e pensi devo uscire e meno esci. Bravi perché siete qua, so che alcuni sono, come dire, gli effettivi, alcuni sono degli uditori, ma in realtà siete tutti qua a partecipare. Bravo, non vedo Nicola, dov'è? Non c'è, è fuori, perché comunque ha organizzato in qualità di delegato regionale questa cosa, si sono trovati, l'hanno pensata, e poi bravi appunto voi perché avete accettato di partecipare a un qualcosa di un po' più specifico. Per me è proprio un'emozione il fatto di vedere che ho portato questo seme e oggi in qualche modo continua e viene portato avanti automaticamente, in particolare dai presidenti che ci credono e continuano. Quindi vi auguro che troviate i risultati che vi aspettate e anche in particolare qualche chiave di lettura nuova, non solo per un grande pubblico, ma anche per il singolo che incontrerete e probabilmente anche vi abituerà ad ascoltare sicuramente molto di più il vostro interlocutore. Miglioramento. Chi mi vuole dire una parola? Positività. Positività, entusiasmo, ottimismo, Energia. energia, Spontaneità, risultato, agire, l'azione. Se penso e non agisco,